10 anni foste ad incominciare a triballare. E te lo credo, perché non cade solo da canno. Non me lo lasciavo quando via di un anno. E beh, a questo tempo si pure io, e toccai da malata da diventare su questi ammene. E quindi non fai ad affidarmi con isso, no? Noi siamo sinarei a studiare su, 2 a Sumere e 1 a noi. Se lavoravo si guadagnava un po', perché noi che facciamo su pastore solo, facciamo scontadino pure, teniamo Zarzola, facciamo Sarvintas, noi che facciamo su pastore solo. Però in Sardegna subistiamo di per barrare per uno, solo al mai. Poi dovuranta. Le scuso pure io. È scuso. E uno di per barrare sempre. E mica non è un Sardegna. Quante? Quante? 80 erano. Ma quante ne hanno rubato? 80 gliene hanno prese. 80? Le ho trovate. Ah. Però ne hanno prese, che ne ho bindi, poi a Parigi. E te ne siamo tornati, forse amici. Le impronte le seguivate? Bene, forse. Che ne siamo là fino a 6, lo sa Dio. Però poi sì, che stiamo bugiamo, fatta le notte e non morbivo nulla. E poi solo mi sto qua a mi rivolgere alla gente di uno schia e sapevo che tu li trodino. Nina, la prima macchina zio Dario, Don Silvio e Dottor Sei, che forse era una 500. Una 500. La prima macchina a Norbello di chi era? Zio Dario. No? No, è il Siantonico. Pira, no, su Babbo. No, Siantonico. Giovanni. Ah, zio Giovanni. Non guidai il Siantonico per i carri. Ah, zio Giovanni. Giovanni Vira. Viras. Quanto era? 50? No, 60. Toccala. 60. Sì, Io tengo 26 anni. 66. 66, 67. 67 a febbraio. 66. Può rasegare, mi. Ma a voce, con una serenata o con No, una che lettera? serenata allora non si cantava più. E come non si cantava? Io. Ah, tu a Mimmi non mi hai mai cantato. No, ma ne cantavo sempre dopo. su Satteros, tu e mai. Io no, ne cantano 60 io, chi cantava? Ma dicevo a Mimmi. Quindi la sola cantiva. A rispondere a questa domanda. La lettera non gliel'ha scritta? No, ho mandato a mia sorella. Però lui ci veniva ogni giorno a casa e non restava a Guarda, io usare. ne a dia, dopo sua, teniamo su nome del vino. No, la casa dove custodiva il fieno mio padre, no. Poi lui era morto, quindi... e l'aveva affittata lui, diciamo. Vedeva il suo... Ah, vabbè, quindi eravate sempre comunque... Sì, ma lui abitava qui e noi abitavamo proprio quel portone di fronte, l'entrata è dall'altra parte. E quindi ogni giorno lui con la scusa... E con la scusa... bussava a casa, io le dovevo dare la chiave di quella casa dove c'era il fieno. E poi sono scormentizzata. No, perché c'era un bell'orto che noi ci avevamo sempre coltivato, quindi noi ci andavamo a tutti i momenti a prendere i prezzemoli, la cipolla, l'insalata, la frutta, ogni cosa. Era bello? Lui non faceva da baiare. Bello. Ah, bello. In che anno vi siete sposati? 68. 68. Nel 68. 68. 68, 13 ottobre. 13 ottobre del 68. Va bene, vi ringrazio, abbiamo finito. Come di primo su